Buongiorno e benvenuti a questo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Apriamo questo telegiornale con la cronaca per il grave incidente avvenuto questa mattina nei campi di Codroipo, dove è precipitato un ultraleggero, 2 le persone a bordo. Ma ci racconta tutto Davide Vicedominica in collegamento con noi. A te la linea, Davide. Sì, buongiorno Monica, ci troviamo esattamente a Casali Loreto, che è una frazione di Codroipo, siamo al confine di Sedegliano ed è qui dietro nelle mie spalle dove vedete anche Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia Locale che si è verificato l'incidente gravissimo questa mattina, poco dopo le 9:30, un ultraleggero ha perso il controllo del velivolo ed è precipitato qui in mezzo ai campi. C'è una persona che è deceduta, sarebbe il passeggero del velivolo, e poi l'altro ferito gravemente, che è il pilota. Ad accorgersi di quanto stava accadendo, la gente che passa vicino a questa stradina che collega con il campo al volo, si chiama il Casale, ha visto del fumo dietro le sterpaglie e ha lanciato così l'allarme. Si sono precipitate le prime persone, hanno notato proprio dietro questa boscaglia il velivolo ormai in fiamme. Sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il fuoco e poi sono intervenute le forze dell'ordine per accertare e cercare di ricostruire quanto è accaduto. Si parla di un ultraleggero, un biposto, 2 persone che erano appena partite dal campo di volo e poi è precipitato improvvisamente dopo una prima manovra. Da Codroipo per ora è tutto, ti restituisco la linea. Grazie Davide, ovviamente per tutti gli aggiornamenti. Vi rimandiamo alla prossima edizione del telegiornale e in tempo reale sul nostro sito telefriuli.it. L'OPA lanciata da Sparcasse è congelata. Questa è la decisione del presidente della sezione seconda quater del TAR Lazio, che ha disposto la sospensiva del provvedimento Consob con cui era stata autorizzata la pubblicazione del documento di offerta. Vediamo il servizio. La telenovela finanziaria sull'asse Cividale-Bolzano si arricchisce di nuove puntate con un finale tutto da scrivere. L'OPA lanciata da Sparcasse su Civibank al momento è congelata. Questa la decisione del presidente della sezione seconda quater del TAR del Lazio, che ha disposto la sospensiva del provvedimento Consob con cui era stata autorizzata la pubblicazione del documento d'offerta. Il tutto fino alla decisione collegiale che sarà assunta a seguito della Camera di Consiglio del 31 maggio. Il provvedimento è stato preso da parte del giudice monocratico, che ha deciso per la sospensiva, visto il breve lasso di tempo tra la data dell'udienza e il regolamento delle offerte, fissato il 25 maggio, data in cui era anche prevista l'assemblea dei soci, che sarà spostata più avanti. Il TAR dunque si esprimerà solo a fine mese nel merito del ricorso, con il quale Civibank chiede l'illegittimità dell'OPA per l'eventuale violazione della legge Amato. A seguito della decisione, l'efficacia del provvedimento Consob e del documento di offerta è attualmente provvisoriamente sospesa, con conseguente stop anche della raccolta delle adesioni, che sarebbe dovuta terminare proprio oggi. Bloccati anche i pagamenti di azioni e warrant e il relativo trasferimento, finché il TAR non darà un giudizio di merito. Sparcasse fa sapere in una nota che confida che il ricorso cautelare sarà rigettato in quanto inammissibile e infondato, come peraltro ritenuto anche da Consob e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e che il provvedimento di oggi abbia pertanto solo l'effetto di aver rimandato la chiusura delle offerte pubbliche di acquisto. Civibank dal proprio canto ha accolto con favore la decisione e assieme ai propri legali sta studiando le prossime mosse. Tutto in stand-by dunque almeno per altri 10 giorni. Voltiamo pagina e passiamo adesso ad argomenti più leggeri. Per una mattinata Piazza Libertà si è trasformata in biblioteca a cielo aperto per 380 studenti udinesi. L'iniziativa Biblioteca dei Libri Viventi anticipa la notte dei lettori. Vediamo. 380 ragazzi delle scuole superiori della città, oltre agli alunni di una scuola primaria di Udine, hanno partecipato in Piazza Libertà alla Biblioteca dei Libri Viventi, manifestazione che rientra nell'ambito dell'accordo multisettoriale di promozione alla lettura Leggiamo 018, promosso dalla Regione, al quale hanno aderito la Biblioteca Civica Iopi e il Sistema Bibliotecario del Friuli. L'iniziativa rientra nell'anteprima di Aspettando la Notte dei Lettori.
È un appuntamento ormai fisso per la città di Udine, che quest'anno si inserisce anche all'interno del festival aspettando la notte dei lettori. Avevamo la presenza di 100 ragazzi libro che si raccontavano a altri ragazzi, ma anche abbiamo visto a turisti, ai passanti che hanno affollato questa mattina a Piazza Libertà, ragazzi che appunto ascoltavano i libri come fossimo all'interno di una biblioteca. Il piacere della lettura è la molla che muove sia gli aspetti emotivi che poi serve anche nella vita per tutti gli aspetti professionali. Rincontrarsi finalmente in piazza, potersi guardarsi negli occhi e parlare di libri dal vivo è sicuramente tutta un'altra cosa. E ci spostiamo adesso a Trieste, dove ieri è iniziata la manifestazione Mare in Friuli Venezia Giulia, ciclo di incontri dedicato al futuro e al presente delle tecnologie marittime presenti in regione. Vediamo. Incontri dedicati ai più giovani e poi convegni per gli esperti. La prima edizione di Mare in FVG è iniziata oggi nella tensostruttura di Piazza Ponterossa Trieste, dove Mare FVG, cluster regionale della tecnologia marittima, ha presentato il convegno Next Maritime Technologies Day, rivolta ai tecnici di settore con 3 sessioni dedicate a digitalizzazione, green shipping e materiali. È stata anche presentata M-Mind, una piattaforma per le imprese marittime che in regione sono 1300. Lucio Sabbadini, amministratore delegato Mare FVG, ha sottolineato come Mare in FVG è un evento nato con il supporto della Regione e di tantissime associazioni ed enti regionali. In questi giorni si celebrano le giornate europee del mare, un appuntamento importante per il quale non poteva mancare un evento regionale di riferimento, considerando quanto è importante il mare nella nostra regione, un appuntamento non solo per operatori del mare ma per tutti. Sabato e domenica saranno le giornate dedicate agli esperimenti rivolte a un pubblico dagli 0 ai 99 anni, mentre lunedì ci sarà il convegno Robotima sul tema dell'innovazione. Vediamo adesso un'impresa particolare. Ha trainato 2 autovetture per 100 metri in una strada in salita con la forza di braccia e gambe e questo gli varrà l'ingresso nel Guinness dei primati. L'impresa è stata certificata e compiuta dal friulano Alex Camera, già abituato a prove estreme sulle strade di Montereale e Valcellina. Vediamo. Un vero record mondiale quello del friulano Alex Camera, che sulle strade di Montereale e Valcellina ha compiuto un'impresa unica: trainare con la forza del suo corpo 2 auto per 100 metri e per di più in salita, e ce l'ha fatta in un tempo di 3 minuti e 53 secondi. Il tutto certificato e pronto per essere riconosciuto come Guinness World Record. L'atleta pordenonese, che già in passato ha dimostrato in molti modi la sua enorme forza, alla fine era stremato ma felice. Oggi è una giornata impegnativa e ho fatto un bel record, era un po' che mi stavo allenando per questo, e trainare 2 automezzi del peso totale 2500 kg per la distanza di 100 metri e con una pendenza in questo caso di 75 metri per 100 metri. I dati verranno spediti al Guinness World Record per questa certificazione. Da un record all'altro, Alex è già concentrato per il prossimo obiettivo. Prossimo record, 12 automezzi per 5 metri con l'uso anche delle mani davanti, così sfiderò Zydrunas, che è l'uomo più forte al mondo. Bravo! Beh, complimenti. È una delle 2 porzioni di spiaggia riservate nella nostra regione agli animali. L'area della quale vi parliamo oggi si trova a Marina Iulia, nel cuore del litorale monfalconese, dove lo spazio per 100 cani, ma anche gatti e qualsiasi essere del creato accompagnato dai propri padroni, è caratterizzato da comfort, sicurezza e un panorama mozzafiato. Vediamo. La spiaggia di Pippo è l'area che con oggi ha aperto ufficialmente assieme alla stagione balneare a Marina Iulia, a Monfalcone. Un ampio spazio pensato da Franca Piacenza assieme al compagno Igor Cosatto. 100 gli animali che possono essere ospitanti, soprattutto cani ma anche gatti. In passato però sotto l'ombrellone ci sono andati un maialino vietnamite e un pappagallo ara. Qui la spiaggia è attrezzata solo per gli amici a 4 zampe. Noi diamo l'ombrellone con 2 lettini, la ciotola, il guinzaglio di lunghezza esatta e il lettino per il cane. Ci sono le docce per risciacquarli quando escono dall'acqua di mare, c'è un piccolo pet shop e c'è il ristoro per le persone. Adesso è il 3° anno, tra Covid e non Covid, e comunque stanno iniziando ad arrivare persone, anche stranieri, anche di Monfalcone, Trieste, quindi siamo contenti di questa struttura. Qui a Monfalcone ci sono dei tratti di spiaggia libera dove possono andare col cane ma non può entrare in acqua. Invece qua c'è proprio la concessione per poterli fare entrare in acqua in qualsiasi orario della giornata.
E adesso musica e divertimento. Grande successo ha riscosso ieri la nuova edizione del Ceghedaccio, appuntamento che era saltato negli ultimi 2 anni a causa della pandemia. Migliaia di persone provenienti anche da fuori regione si sono date appuntamento al padiglione 6 della Fiera di Udine per una serata tra musica, canti, balli e tanta gioia di ritrovarsi. Vediamo. Un'edizione così partecipata, festosa e allegra non ce la ricordavamo da anni. Così Carlo e Renato Pontoni, anime della manifestazione, commentano l'ultima serata del Ceghedaccio, il grande evento dedicato agli appassionati di musica anni 70, 80 e 90, tornato in pista, è proprio il caso di dire, ieri sera, come tradizione vuole, al padiglione 6 della Fiera di Udine. 2 anni di stop forzato a causa della pandemia, mai successo fino ad ora nella storia del Ceghedaccio, non hanno quindi spento l'entusiasmo del colorato pubblico che in ogni edizione ha sempre richiamato migliaia di persone provenienti non solo da tutta la regione, ma anche dal Veneto e dalla Slovenia. Carlo e Renato Pontoni hanno fatto suonare i dischi rigorosamente in vinile, facendo ballare il pubblico sulle note dei più grandi successi di sempre. Rigorosissimi, come da tradizione, gli orari di inizio e fine serata, che rappresenta semplicemente non solo un'occasione per ballare, ma anche per un sano divertimento in compagnia in assoluta sicurezza, a maggior ragione dopo un'attesa così lunga. Iniziata alle 20 con il buffet e musica live, la festa è proseguita fino all'1:30 di notte per la gioia di tutti i partecipanti. Il cane, il miglior amico dell'uomo, è il protagonista dell'incontro che si terrà alle 18 al Centro Sportivo Aleop Cinofilia e Sport a Primulacco di Povoletto. Sulla domanda "conosci veramente il tuo cane?" si concentreranno le relazioni di medici veterinari che daranno consigli utili a chi possiede un cane. Si parlerà di controlli, alimentazione, vaccinazione, sterilizzazione, patologie, comunicazione e tutto ciò che può essere utile a prendersi cura al meglio del proprio animale. E per questa edizione è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon pomeriggio.